Se sentite quelli sbrafanti di compagni e compagni miei, già sapete che io ci avvando sopra la cucina. Uno dice, uè, all'altra sera hai fatto una pizza con pomodoro a marito, che l'hai fatta da criare, cenita e croccando a ponte giusto, e è venuta così buona, che la volevo proprio far assaggiare. E Navata dice, e io invece, mi volesse far assaggiare la pizza con la cipolla che faccio io, uè, è una cosa speciale. E poi chi c'ha vante casa per massare, chi c'ha vante per la pasta e piatto, chi per l'infarinatura, chi per doso di condimenti, chi per doso di l'olio, chi di sale e tante altre fesserie che pure che scendono da gente. E io, sempre zitta, a sentire nato e nato, come se fosse una imbecille che ci rosca per la media. E allora ho detto, mo mi sono deciso, una pizza la posso fare pure io. E che ci vuole? E a ieri mi sono messa d'impegno e preparato la farina, l'acqua, l'olio e il tavolino per massare. Ma poi ho detto, e mo? Se io avessi presso a tutte quelle fesserie che stanno scritte nei libri di ricette di cucina, la pizza non scesse a luce né mo e né mo. Come facevano i nonni nostri ai tempi antichi? Agli occhi. E senza ricette, senza palanci, i pizze venivano un mondo meglio di quelli là di fornire un botte di compagni amici. E beh, allora, agli occhi faccio pure io. E sduagate un bel poco di farina sopra il tavolino, mi hai fatto fosse a mezzo, e mucchete a bella acqua tiepida e squagliato il lievito. E mischiate tutte cose e via da ammassare. E massa, e misca e misca. E la pastiera sempre molla mo. Allora ho detto, mi metto un po' di farina. E massa, e misca e misca. E la pasta ci faceva sempre piuttosto sfragagnosa. Allora ho detto, mi metto la d'acqua. E un passo ci faceva più mollo di prima. E intanto ci stava rendendo un tavolino di pasta. E chi ce l'aveva mangiato tutta la pizza? Ma vedi oggi. E all'ultimo, come diavolo, quando pareva che a un passo ci manteneva né troppo molle né troppo tosto, prima che facesse una brutta mossa, e ci chiude l'occhio e le messe dentro una vaschetta di plastica. Le mandato con domo pacca e le messe a crescere carta, burrotto come una creatura dentro una coperta di legno. E ogni tanto gli va a controllare. E la pasta, dopo è cresciuta. E dopo è due, e niente. Ma a tre, gli fa sempre come prima. Allora mi sono sfastidito e siccome ci avevo fatto notte, mi sono aiutato a cucare e la vaschetta me l'hai messa sotto di un letto con me. E ho detto, domani giorno. Marito mi tocca che gli pide ogni tanto domanda, ma chi è sta cosa qua? State zitto, che io tengo soldi. Risponde via. Stamattina quando io ce ne aiuta a fatiare, era aperta la vaschetta. Uè, un domo pacca ci voleva spacciare. E quando è scoperchiato quello schifo che stava sotto, ah pasta, ci spacciavano come non ne aveva. Manghi che la voleva far vedere. E puzzava pure di guagli. E che va a fare? Manca la iatta la venuta. E richiede tutte cose, e le me ne tengo cocciamma in mezzo. E vi è contata l'avventura della prima pizza che hai fatto. Ma mi raccomando, giudici da nessuno.